Al via la sesta corsa dall'Arcoveggio, cavalli di 3 anni sul miglio in 10, 1 Gaddo, 2 Gorgek Daghi, 3 Gwendalina Trio, 4 Gandalf W Fior, 5 Grace di Casei, 6 Skralsan, seconda linea 7 Goggia Cam, 8 Granart di Casei, 9 Gogollona, 10 Golden Key. In chiusura Gaddo il preferito, numero 1 dello schieramento, alternativa principale individuata in Golden Key, numero 10. In partenza sbaglia Gorgek Daghi, mentre vola al comando numero 2 Gorgek Gwendalina Daghi, Trio nei confronti di Gaddo. Tanto Gwendalina conduce nei confronti di Gaddo. C'è stato l'errore anche di Goggia Cam sulla piegata e quindi dopo 300 metri vediamo la progressione di Golden Key, che viene però anticipato. 400 che se ne vanno in 31, all'esterno c'è Granart di Casei. Granart di Casei si protende su Gwendalina, che cerca invece di ridurre il ritmo. Anche Golden Key percorsi esterni, alla corda è sempre Gaddo. Se ne vanno i primi 600 metri di gara in 45,2. Andatura quindi sostenuta sul piede dell'1,15 appena abbondante. E ora davanti alle tribune, posizioni che restano invariate, al largo anche Gandalf W Fior. Quando siamo al completamento degli 800, in terza posizione lungo la corda è Grace di Casei. 1 minuto e 5 decimi il passaggio al mezzo miglio. Ora la mossa in terza ruota di Golden Key. Golden Key progredisce. Chilometro in 1,15,8, ma Golden Key viene deciso all'esterno di Gwendalina Trio, che tenta la difesa a 500, poco più dall'arrivo. A contatto prova a rimanere Gaddo. Cavalli all'attacco della curva conclusiva con Golden Key che viene con estrema decisione su Gwendalina Trio. Li impegna severamente. Sta passando, ma tenta ancora la difesa Gwendalina Trio, più indietro invece Gaddo. Completamento della piegata, ingresso addirittura d'arrivo, è passato Golden Key. Gwendalina all'interno. Golden Key che però nel finale vince chiaramente per dare il terzo successo in giornata a Vincenzo Luongo. Secondo posto per un'ottima Gwendalina Trio, al terzo finisce ancora Gaddo, 1,14,2 con 29,5 di là, 29,4 a chiudere. Un bel primo piano davvero per Golden Key e Vincenzo Luongo. A segno ancora per conto di Gennaro Casillo, che raddoppia a sua volta, per conto questa volta di Andrea Cogliani. Rivediamo le battute conclusive. Golden Key, Gwendalina Trio, Gaddo.